Izola je starodavno mesto, njena zgodovina sega stoletja, celo tisočletja nazaj. Menjavala so se ljudstva, navade, jeziki, kulture in odnos do okolja. Območje, kjer leži današnja Izola, je bilo verjetno poseljeno veliko pred prihodom Rimljanov. Najstarejše znano ime Izole je Haljetum, ki naj bi imelo keltsko-tračanske korenine. Nekateri menijo, da izhaja iz grščine, morski orel oziroma ribolov, aljevo pomeni ribarim. In prav ribištvo je bilo poleg kmetijstva osnovna dejavnost izolskega prebivalstva, ki je do konca druge svetovne vojne bilo večinoma italijansko oziroma beneško govoreče. Že pred prvo svetovno vojno je Izola imela močno ribiško floto, delovalo pa je tudi več tovarn za predelavo rib v konzerve. Po drugi svetovni vojni so ribiško floto občutno povečali. Izolske ribiške barke so lovile po vsem severnem Jadranu. Polagoma pa je v Izoli industrija začela izginjati, tako da danes ni niti ribiške flote, niti ene tovarne za predelavo rib. Ostali so le spomini. Ja, ribištvo je bila dejavnost, od katere je Izola dolga leta, bi rekel, lahko živela. Zelo razvito je bilo in mnogi ljudje so bili zaposleni ne samo za ribolovom, ampak tudi za predelavo rib. V takratnem obdobju, ko sem prišel, kmalu zatem, ko sem prišel v Izolo, sem cele popoldneve, ko nisem bil v službi, opazoval ribiče pri svojem delu v Mandraču in to se mi je zdelo kot celincu, doma sem z Goriškega, zelo zanimivo področje. Vedno sem občudoval ladje in čolne, to je bila neka novost za mene in zelo rad sem tudi prisluhnil domači govorici Izolanov. Večinoma so sicer govorili še italijansko, z primesjo seveda tudi Hrvatov in tudi Slovencev, ki so na novo prihajali v Izolo. No, ribištvo pa je sčasoma doživelo tudi svoj vrhunec. Tovarne so delale s polno paro, ampak to žal ni trajalo dolgo. Seveda je nekaj let minilo, ampak težave iz celega sveta, ki so se porajale v industriji, so žal prizadele tudi Izolo. Sem Maksimilijan Flander, rojen na Cerkljanskem v Dolenjih Novakih. Silom prilike s trebuhom za kruhom sem zapustil svoj rodni kraj in šel po poti, kje bi najlažje prišel do svojega kruha. Prilika se mi je prikazala v pomorstvu in to v ribiški šoli Piran, kjer so bili vsi stroški plačani iz strani države. In tako sem si izbral ta poklic in tudi ga svoj čas zelo z veseljem opravljal. Šola je trajala 2 leti, učni program je trajal 5 mesecev, ostali del pa smo pa prebivali na praksi na ribiških ladjah. Meni se je Izola že takoj, prvi dan, ko sem prišel v Izolo, vtisnila in sem se tudi v spomin in sem se tudi za to odločil, da bom s prakso opravljal v Izoli na podjetju Riba Izola. Prvo leto sem bil vkrcan na ladji Sirena in drugo leto prakse pa na ladji Medvedka.
Te posadke, teh dveh ladij so bile v glavnem ena iz Medulina, ena iz Fontane in tako, da smo se zadrževali največ v Puli in v Medulinu. V šoli v Piranu nas je bilo v enem razredu približno 30 učencev, ne. In pa smo imeli zelo pester program učenja. Od pomorstva, ribištva, navtike, pomorskega prava in seznanjanje z krpanjem mrež in šivanjem mrež. V glavnem smo lovili z mrežo plavarico, privarico, ne vem, kako danes temu rečejo. In smo lovili v glavnem sardele, sardone, skuše in pa tam v jesenskem času pa se je pojavljalo tudi dosti papaline, ne. Barke so v tistih časih zelo dosti lovile, ker je bilo morje zelo bogato rib. Tako da smo nekje povprečno na mesec manj kot 2 vagona skoraj ni nobena barka ujela rib, ne. Največ se mi zdi, da je bil rekord približno 4 vagone rib v enem mesecu, ena barka, ne. No, potem pa se je lovilo tudi z mrežo vlečarico oziroma takrat smo rekli kočarica, ne. To je pa vlečenje po dnu morja. No, in tam se ni, količine rib se ni toliko lovilo, ampak so pa bile kvalitetne, ne, tako. Ja, začetka je bilo 8-9 članov, potem s to tehniko, ki je malo napredovala, smo prišli na 6 članov posadke, ne. Lovilo se je začetka na plivarici, to je bila 250-300 metrov dolga mreža. Smo imeli 2 čolna, na čolnih so bili agregati za luč, ne, in te agregati so privabljali ribo in pol zjutraj, recimo prej, ko je dan začel, smo obkrožili s to mrežo in tako smo pobrali te ribe, che sono bile prej pod lučjo, ne. Isola era una bellissima cittadina di pescatori e di agricoltori quella volta. E quando sono venuto io, ho finito il servizio militare, era già la mia ragazza, oggi mia moglie, era qui. E allora sono venuto anch'io a lavorare nell'azienda della Maris. Dico ex, ma non è più a Isola, insomma, per questo mi viene da ridere solo dire. E poi mi hanno preso qui alla Riba Isola e mi sono imbarcato sulla barca Jesgo, mio suocero, e lì ha cominciato la mia vita da pescatore, prima come pescatore, poi come capitano, ero 25 anni. E qui era bello perché quella volta la pesca migliorava sempre e Isola era sempre all'avanguardia della pesca, perché ogni cosa nuova che veniva prima nella della Maris, sia i radar, sia le lampare, le sacaleve erano le prime di nylon, che era quella volta per noi una roba grande. Era sempre a Isola, insomma, e le barche nuove si facevano nel cantiere di Pirano. Era la flotta nuova, la più bella flotta quella volta nell'ex Jugoslavia. Allora, sì, il pesce azzurro, per quei tempi, anzi oggi è piccolo, quella volta la sardella era, diciamo, normale, no? Così che, il pescato era già, la flotta di Isola era tanto migliore delle altre flotte in Jugoslavia, perché come abbiamo detto prima, loro avevano i primi aggregati
Quella volta a luce noi avevamo petrolio ancora, e così che la pesca, le lampare o le sacaleve, come si dicono, erano più grandi, insomma, era la possibilità di pescare più, no? E allora abbastanza quella volta istriani, come diciamo noi, da Parenzo, Orsera, Fontane, sono venuti a pescare a Isola per il semplice motivo che era la flotta nuova e così la possibilità anche di guadagno. Sono i primi praticamente, perché io quando ero ancora a casa loro già la flotta di Isola veniva a pescare a Parenzo, Orsera, Pola, noi eravamo un po' invidiosi, diciamo guarda che belle barche, guarda, barche nuove, e così noi avevamo ancora barchette piccole chiamate gaette di 10-12 metri, così che era una bella cosa venire per noi a Isola e così ci siamo qui. Jaz ne bom nič začela najprej z dela Marison, bom začela z delom Glade. Sem bila mlada, stara 19 let, ko sem prišla tam. In tam je bilo lepo in grdo, ampak kot mladem ni nikdar grdo, ker mlad prežene vse in vse prenese. V delam Glade ni bilo težako, kot jih je bilo v dela Mariso. V delam Glade smo bili vsi težaki, posebno punce, ko smo bile mlade, proste. In tako da smo delali po 12 ur, 16 ur in tudi prespale pod strešju, da smo čakali kamione, ko so prišli iz reke, so pripeljali ribo, da smo jo razložili, da se je drugi dan delalo, naložili embalažo in jo peljali nazaj v reko naložiti. To je bilo, večinoma te mlade smo tako delali, starejše so bile pa v mizi. Ko smo bile pa ni bilo tega, smo šli pa v mizo in čistili ribo in delali vse, kar je bilo potreba. In to je trajalo tam 2 leti. In 59. naj bi se združili te 3 tovarne skupaj. Naš direktor je bil Santin Mario, zelo v redu človek in tudi osebje je bilo zelo v redu in tistikrat ne vem zakaj je to, glavno, da smo se združili in s 1. januarjem 60. smo začeli v Izoli in te tovarne 3, bil je Rigoni, Ampeleja in Delam Glade in so se združili skupaj in na teh škatlicah, pločevinkah, ker so tiste 3 ribice, predstavljajo 3 tovarne, skupaj združitev. To je pomembno, ker noben tega ne ve, ampak je. Isola dei pescatori praticamente è così piccola che quei 4 che sono rimasti lì, non possiamo parlare di isola dei pescatori, no? Questo è grave. Se invece fosse stata l'industria conserviera a Isola, sarebbe forse tutto altrimenti, no? Anche se dicono che non c'è più pesce, però il pesce va e viene. Ecco. Allora di quei tempi ho bei ricordi, perché era Isola una cittadina dei pescatori e di fabbrica che faceva il pesce. E qua era la più grande industria della Jugoslavia e era tutto bello, perché i pescatori lavoravano, prendevano del pesce, adesso non si prende più nulla. Allora la mia famiglia, noi veniamo dalle Puglie, 700 anni siamo a Isola, no? E tutta la mia famiglia, del nonno, bisnonno e ancora prima, tutti lavoravano il pesce, no? E in questa fabbrica, e le donne lavoravano in fabbrica. Per esempio mia mamma, quella fabbrica Rigoni, era K, 40 anni. Allora tra noi e le donne si lavorava tutto sul pesce in fabbrica. È una tradizione vecchia. Allora oggi la situazione è incredibile, perché non abbiamo il mare, non c'è più le fabbriche, pescatori si va a pescare, non c'è neanche pesce.
e purtroppo oggi è triste. E mi penso, come esperienza di pescatore, che più o meno fra 4-5 anni resterà 2-3 pescatori e basta, perché non si può andare avanti così.